buongiorno a tutti, eccoci qui per il secondo appuntamento con le nostre conferenze online. Abbiamo con noi oggi due ospiti che fanno parte e sono, diciamo, attivissimi all'interno di un'associazione fondata da pochi anni che si chiama Lettera 7, un'associazione di poeti, poetesse, scrittori che si ritrovano periodicamente e che hanno pubblicato parecchi volumi. Alcuni di questi sono stati già presentati presso la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta di Bolzano, da cui vi parlo, e in questa occasione vogliamo però organizzare, come abbiamo già fatto precedentemente, una presentazione online, appunto utilizzando questi nuovi mezzi. Ospiti nostri e rappresentanti dell'associazione Lettera 7 sono oggi Roberto Marino, che è proprio l'ideatore, il fondatore di questa associazione, e Enea Bonato, che viene anche conosciuto da tutti con lo pseudonimo Fulvio Ramingo. Roberto Marino ha recentemente pubblicato anche un libro dal titolo Bolzano l'altra, un libro dedicato, come lui stesso dice, alle donne con le loro storie, le loro sfaccettature, alle donne che vivono nella nostra provincia, nel nostro territorio, ma anche donne che ci sono solamente passate, sono venute a visitarlo, insomma tutto l'universo femminile, e soprattutto c'è anche una parte dove esprime, quasi guardando all'interno dei diari, degli appunti di altre persone, l'immagine di quella che è l'universo femminile. È interessante, vi invito a leggerlo quando sarà poi possibile. Una copia, anzi più copie sono a disposizione qui in biblioteca, altrimenti ricordatevi appunto l'autore Roberto Marino, Bolzano l'altra, edizioni Scarabocchio. Altro ospite invece, appunto, come vi annunciavo, è Enea Bonato, noto con lo pseudonimo appunto di Fulvio Ramingo. Anche lui scrive, compone poesie, è un grande animatore, l'abbiamo visto l'anno scorso in occasione della festa internazionale, della giornata internazionale dedicata alla poesia, nel nostro agone poetico, il Poetry Slam, che avevamo così organizzato qui con la biblioteca presso il centro Trevi, e che aveva richiamato tantissime persone. Era stata una bellissima festa che speriamo di ripetere quanto prima. E ne è abbonato, appunto, compone molte poesie, ne sentiremo alcune in questa occasione direttamente dalla sua voce. Vi ricordo che abbiamo molti libri, molti ebook che possono essere letti e presi in prestito direttamente dalla piattaforma online sul nostro sito www.bpi.claudiaaugusta.it. Si possono ascoltare anche tutte le nostre conferenze degli ultimi 17 anni di attività, sempre dal nostro sito, andando nella sezione podcast. Un augurio di buona salute a tutti e restiamo a casa. Ciao! Ciao, sono Roberto Marino, sono il fondatore e l'attuale coordinatore dell'associazione Lettera 7, che è un'associazione culturale che si occupa di performance letterarie, show letterari, presentazioni di libri e altre cose. Tutto principalmente viene svolto nel caffè letterario di Lives, ma anche in altri circoli culturali e in biblioteche, dove spesso veniamo invitati. Personalmente ho scritto 7 libri e questo è il mio ultimo, Bolzano l'altra. Vi spiegherò brevemente di cosa si tratta. Si tratta di una poesia romanzata. Il protagonista è un poeta che si chiama Giuliano e si trova in una surrealistica città di Bolzano nell'anno 2027, e Giuliano ripercorre tutta la sua vita, dall'infanzia fino a appunto ai 70 anni di età, e raccontando vari aneddoti, e decide di lasciare la città di Bolzano per recarsi a vivere nella città di Venezia, però prima di recarsi a Venezia vuole vendicarsi a modo suo di un editore che sistematicamente l'ha ostacolato nella sua caparbietà di pubblicare i suoi libri.
Ve ne leggo un pezzo. Forse ti posso pure dare l'impressione di essere una specie di lettera, oppure una specie di dettato da parte di un'altra misteriosa figura. Forse sono soltanto uno strano libro che ti farà in parte commuovere, in parte annoiare, in parte divertire. Io mi sento come una specie di collega di tanti altri libri e mi viene da dire che noi libri spostiamo gente, popoli interi, anche case e città. E noi libri siamo frequentemente in guerra tra di noi, schieramenti contro schieramenti, fatti di positività e negatività, male e bene. Sono un libro che diventerà un film, perché ispirerà qualcuno bravo a farli i film. In Bolzano l'altra si parla anche molto di donne. Ci sono infatti dei pezzi di diari, tra virgolette, rubati a queste donne, che si inseriscono qua e là nello svolgimento di tutto il libro. Ve ne leggo alcuni pezzi. Per esempio, dal diario di Giovanna. Per me la felicità ha facce diverse. È il pensare ai momenti più emozionanti e piacevoli del passato, scrostandoli dai difetti delle varie carnalità e dei vari caratteri. È il vivere il presente, quello più vivace e vero che sarà degno di essere ricordato nel futuro, estrapolandolo dai difetti inevitabili, spesso causati da naturali inesperienze. È l'immaginarsi un futuro bello, ancora ricco di speranze e di ricordi e di consapevolezze, rifiutando assurde e maniacali critiche fatte dai pessimisti inguaribili. Un altro pezzo, sempre dal diario di Giovanna. Hanno prodotto educazioni successive le lotte armate? Il loro valore, il loro ideale era una società più giusta oppure soltanto uno sfogo, uno sforzo di genere nichilistico e maniacale? Le vedove delle vittime delle lotte armate hanno le risposte più vere. Poi un pezzo dal diario di Lori. Mi viene quasi da sorridere sarcasticamente certe volte che sento parlare alcuni intellettuali mentre discutono sull'universalità della vita, talvolta esaltando le sapienze dei popoli antichi del pianeta, omettendo di ricordare che anch'essi facevano violenze di ogni genere, anche contro bambini e donne ed esseri deboli. Per me l'universalità della vita è il riconoscere la sacralità della stessa vita, apprezzandone ogni fascia d'età, quindi superando i fastidi reciproci che le varie fasi di esistenza e di crescita e di invecchiamento, inevitabili e naturali, continuamente ripropongono. Sostanzialmente il libro si presenta come un lungo dialogo tra lo scrittore e i vari lettori, però appunto raccontando in forma romanzata questa storia di questo misterioso personaggio, poeta giuliano. Leggetelo che vi piacerà. Grazie. Consentitemi di presentarmi. Eccomi, mi chiamo Enea Massimo Bonato, poi nel corso degli anni ho perso il Massimo, diciamo, e è rimasto di abbonato. Poi ancora nel corso degli anni ho voluto un po' giocare per avere uno pseudonimo legato al primo libro che ho voluto pubblicare come romanzo, che in questa versione si intitola From Adria to Zanzibar e adesso è disponibile come diario di viaggio, e qui invece mi presento come Fulvio Ramingo. Comunque, visto che non abbiamo tanti minuti e io per calcolare i minuti, per calcolare il tempo a volte mi perdo un po', chiedo aiuto alla scatola d'oro e dalla scatola d'oro tiro fuori un misuratempo dove abbiamo 3 tempi differenti addirittura, quindi un tempo giallo, un tempo blu, un tempo rosso. Adesso ad occhio
croce ho già consumato 1 minuto, ne avevo 5 a disposizione, perché useremo il tempo blu, 4 minuti per finire di presentarmi. Quindi abbiamo la nostra scatola d'oro, che è la scatola della poesia, abbiamo il nostro segnatempo e seguiremo il tempo blu, e presento Fulvio Ramingo, lo presento con l'incipit di Diario di viaggio alla ricerca della verità. La verità l'ho sempre cercata nei miei viaggi, sempre. E ogni volta appena trovata, sfiorata, accennata in alcuni gesti o pensieri miei o di altri, tanti altri che incontravo. Qualcosa mi ha sempre spinto a cercare ancora, sempre di più, mai sazio di sapere di più di me stesso, degli altri, di quello che ci è capitato nella nostra avventura di uomini e donne su questa terra, e di quante troppe volte abbiamo ripetuto gli stessi errori, costringendo il nostro inconscio collettivo a farsi carico di una mole così grande di dolore da ispirare sempre nuovi profeti a ricordarci i nostri pensieri segreti. Questo diario di viaggio cerca di raccontare i segreti del messaggio, cioè i sistemi attraverso cui il grande mezzo, la parola, ci insegna e ci ha insegnato quello che sappiamo, tutto quello che sappiamo. Ecco, all'inizio di questo racconto c'è questo disegno. Questo è un disegno di un mio carissimo amico Enzo De Falco, per me grandissimo disegnatore, che purtroppo non può ancora vivere di questa arte che possiede, però mi ha fatto dono appunto di questo quadro dove praticamente c'è il protagonista che parte con la sua barca a remi, salutato da due amici in questo viaggio alla ricerca della verità. Ecco, in questa versione che voi vedete qua, questa copertina, dove appunto viene rappresentato diciamo l'Africa, perché qua principalmente si vede il continente africano, in realtà narra di un viaggio che parte appunto dal delta del Po, che è qua in alto, dove c'è appunto vicino a Venezia, questo pezzo di terra che si stacca e uscirà dal Mediterraneo, circumnavigherà quasi completamente l'Africa e giungerà appunto a Zanzibar. Infatti questo From Adria to Zanzibar, da Adria a Zanzibar, in realtà è l'inizio di questo gioco, perché anche di gioco si tratta, dove io attraverso questa lista di capitoli, con un po' chiamiamoli originali come titolazione, tipo macchine mitologiche, la logica di Nihil, oppure io osservatore, osservante, osservabile, Elio, Paideia, ecco, tutte questa serie la genesi della qualità, dove ho voluto giocare, però ovviamente il gioco non ve lo svelo, che è un po' un gioco indovinello. E questo è Fulvio Ramingo, questo invece è Enea Massimo Bonato. Ecco, i miei minuti stanno per finire, vi saluto con Libro Blu, Fragments of European Blue, che nella versione originale è diventato I Believe in Europe. Se fossi Europa, arderei il mondo di uguaglianza. Se fossi Europa, lo tempesterei di pace. Se fossi Europa, il annegherei di accoglienza e abbracci. Se fossi Europa, lo manderei nel profondo della vita vera. Se fossi Europa, sarei allora Gioconda, che tutti gli europei imbrigherei, metterei nei guai con la mia serenità. Se fossi Europa, sai che farei? A tutti mozzarei lo capo a tondo, per poi riappiccicarlo subito di nuovo, con più capelli però. Se fossi Europa, anderei da mio padre. Se fossi Europa, fuggirei da lui. Similmente faria da mia madre. Se fossi Europa, come sono e fui, torrei le idee giovani e leggiadre, le vecchie laide lascerei altrui. Per cui, con questo augurio a tutti voi di
torre, cioè di abbracciare le idee giovani e leggiadre, invece le idee vecchie e laide lasciarle agli altri, vi saluto.